Siamo giunti alla quinta corsa dall'Arcoveggio, un bel miglio per cavalli di 3 anni. Eulojet, Esedra Pax, Enola Gay Treb, Eclisse Rock, Elsa K, Estasi di No, tutte femmine tranne Eulojet, che è anche il favorito numero 1, Alessandro Gocciadoro. Intanto c'è stato l'errore di Eclisse Rock e davanti ci va dall'esterno Estasi di No nei confronti di Enola Gay Treb. Poi c'è Esedra Pax, soltanto in quarta posizione Eulojet, mentre insegue dopo l'errore in fase di lancio da parte di Eclisse Rock. E vediamo che Estasi di No tira un po' i remi in barca e completa un quarto iniziale in 37 dopo un lancio addirittura in 16. 15,7 per la precisione. Ora sulla finire della seconda piegata la mossa esterna da parte di Eulojet che anticipa Elsa K. 600 intanto tranquillo in 47,1. I cavalli che affrontano il passaggio davanti alle tribune sempre condotti da Estasi di No. All'esterno ora Eulojet va ad affiancare la femmina, si trascina Elsa K che a sua volta è seguita da Eclisse Rock reduce dall'errore. Enola Gay Treb e Esedra Pax completano il sestetto. Chilometro che viene completato numero in 3 16,4. Enola Gay Treb squalificato. Squalifica per Enola Gay Treb intanto. Insiste all'esterno Eulojet, impegna severamente Estasi di No che per il momento ribatte, i due prendono netto vantaggio dagli avversari e si affronta così la curva conclusiva con Estasi di No lungo la corda, Eulojet all'esterno, i due alle prese quando siamo al completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, Estasi di No in vantaggio, Eulojet che attacca, ha preso una lunghezza abbondante di margine Estasi di No, insiste però nuovamente Eulojet, si riporta su Estasi nel finale, Eulojet attacca e nelle battute conclusive ha ragione di Estasi di No che deve inchinarsi alla superiorità attuale dell'avversario. Terzo posto per Esedra Pax, 1.13,3 con 28,1 di penultimo quarto, 27,7 di ultimo quarto, davvero un botto quello di Eulojet che fa un vero e proprio numero, gira 1 chilometro di fuori da Estasi di No, fa una chiusa davvero sublime e riesce a piegare una Estasi di No che comunque corre alla grande e si arrende soltanto nelle ultimissime battute, cedendo una lunghezza quasi all'avversario che comunque si guadagna tutta la vittoria e così raddoppio anche per Alessandro Gocciadoro in sediolo a Eulojet, training ovviamente dello stesso Alessandro Gocciadoro per conto della signora Maria Chiara Pedone. Rivediamo la retta d'arrivo, Eulojet che impegna e nel finale piega Estasi di No.